Scambio di doni stamani in prefettura ad Agrigento ad accogliere le rappresentanze della 74esima edizione della festa del Mandorlo, il prefetto dottor Cario Caputo e la moglie, a fianco il sindaco Firetto, il direttore del parco, dottore Palerlo, le rappresentanze istituzionali delle forze dell'ordine. Un momento di gioia e allegria che vede la nostra città Agrigento lanciare un forte messaggio di pace e concordia tra i popoli. La presenza personale di Dario Caputo è assolutamente irrilevante. Quello che è importante è che i gruppi siano convenuti qui nella prefettura, ufficio territoriale del governo, che racchiude e rappresenta anche tutte le forze dell'ordine e le componenti della protezione civile, compresi i volontari, che con il loro lavoro paziente, umile, discreto contribuiscono giorno per giorno alla nostra sicurezza e hanno dato un apporto fondamentale all'organizzazione di questo evento. Quindi a loro, oltre che ovviamente alla municipalità di Agrigento, alle autorità della Valle dei Templi, un sentito grazie per questa circostanza che ancora una volta riafferma la centralità di questa città e della sua valle come afflato universale e solidaristico con tutti i popoli del mondo che hanno risposto con entusiasmo all'appello. È un classico istituzionale che ha un suo fascino, diciamo, al di là del protocollo, è un incontro vero tra persone che vengono da ogni parte del mondo e che si incontrano con le istituzioni, ma soprattutto con la città e con la comunità agricole. Stiamo vedendo che la città sta ben rispondendo alle tante iniziative, abbiamo visto tanta gente alla fiaccolata, anche la notte bianca, i mamutones che hanno sfilato, i voladores, insomma un volano di attrattività quest'anno, questa manifestazione. Sì, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere la popolazione, la comunità, non solo per gli eventi, per gli spettacoli, ma ai veri e propri incontri e scambi culturali con le delegazioni. Credo, sono veramente contento che la cosa sta funzionando. È meraviglioso per due motivi: in primo perché facciamo conoscere la nostra città straordinaria a popolazioni che vengono da tutto il mondo, la seconda che noi stessi conosciamo la meraviglia della diversità di questi popoli con tutto quello che ci possono insegnare e dare. Agrigento comunque sempre di più si deve arricchire, perché il contributo che possono dare queste persone in termini umanitari e in termini economici sono immensi, quindi apriamoci veramente al turismo e alle altre popolazioni. Ha ritenuto anche di dedicare questo giorno dell'8 marzo alle donne con questo momento con una poesia, insomma un gesto sicuramente molto bello. La mia età mi consente di dire che la donna è veramente l'essenza della vita e quando è possibile dare un giusto riconoscimento io sento di farlo profondamente e con grande sentimento, quindi per me la donna è sempre da tenere in assoluta considerazione perché è veramente l'essenza della vita. Per noi è un'occasione venire qua a presenziare questa manifestazione. È una cosa fondamentale per tutte queste associazioni è proprio lo scambio culturale, conoscere altre nazioni e altre culture. Giornate piene di emozione, come l'anno scorso abbiamo avuto l'occasione di fare tante conoscenze e un intraccio di culture, di religioni, di tutto. Piace buono, scusi ma non parlo molto italiano, siamo gruppo Austras Kuaks dalla Lettonia, suoniamo strumento nazionale, kuakle, chiama kuakle strumento, siamo very happy, contenti, sì, tutti contenti, è sole, è mare, è beautiful city, il Mandorlo è bello. Sì. Festa è bellissima, noi questo anno presentare una piccola nazione che in Russia si chiama come Permiki, guarda che vestito, come sono un po' come Perù, parla in lingua finlandese, però sempre fino-ugori, però sempre in Russia, in Perm regione. E così noi presentare questa cosa con ballo particolare, però in Russia piace tanto, in Perm, perché noi siamo gemellati con Agrigento. Estamos muy contentos de pertenecer a este festival, ¿sí? Muy contentos de estar en Agrigento, en este festival muy bonito y pues trayendo nuestras danzas típicas pues desde el Perú. De Puno, que se ven en la festividad de la Virgen de la Candelaria.
È un evento che resterà impresso nella memoria di tutti i presenti. La cosa che più mi ha colpito è stato il commento unanime nelle varie lingue, spesso tradotte in inglese per la comprensione di quasi tutti, che era quello della commozione che ognuno di loro ha sentito nel venire in questa terra, nell'essere accolti in questa terra che obiettivamente è bellissima e che Pindaro non a caso è Fiedini la più bella tra i mortali. E in questo momento storico il mandorlo, la festa del mandorlo ha quel significato pregnante di grande momento di accoglienza, e quello è il significato che più dovremmo valorizzare, che più non ritengo sentito tutti, perché questo mix di colori è il simbolo più forte di questo momento. Che poi il tutto avvenga l'8 marzo, che è stato poco ricordato e che non più una festa, almeno io non la vivo come una festa, è una ricorrenza di un evento luttuoso, di un evento triste, ma un evento che rappresenta un momento di coraggio e di svolta.